la tradizione sta scomparendo, perché non si conosce più l'originale, mentre prima si conosceva l'originale della Tammurriata. Guardate, il parco è bello perché erano tutti quanti, per la Tammurriata in detto. Quelle che dimostriamo dopo, se ci danno la possibilità, di rappresentare quella che era la Tammurriata. Una volta la Tammurriata si era in terra, in masseria, la miseria, si va a suonare perché chi le preparava la pelle di salsiccia, la pelle di formaggi, o pezzi di pane e ne danneggiavano i vini in quantità. Si imbriacava e passava una serata diversa. Oggi la Tammurra sta diventando un lusso e non è naturale come una volta. E perché? Perché questi qua non sanno come prima si faceva il ligname. Prima il ligname si pigliavano il tavolo con delle forme nelle vasche, giorno per giorno si strigneva e si faceva la tammorra. Però la tammorra non veniva mai cilindrica. I giovani di oggi, quando la tammorra non è perfetta, pulita, sistemata, dice non è buona. Non è vero, il suonatore è di essere buono. Oppure che la tammorra è storta, sono meglio se la sai suonare. È come una femmina, più accarezzi più diventa bella. Questo è il senso della tammorra. Noi molte volte, quasi sempre, suoniamo senza la fisarmonica, perché il suono è fatto di triccaballacche, scedavaiasse, buti-buti, trezze campaniello e altri strumenti che si creavano al momento. Per esempio si scariella, rinda tammurriata, si faceva un coppa a pianta, si tirava giù e si faceva di scariella. Chi lo teneva, se no si pigliava la canna, si pigliavano da pelligname e si accordavano le tammurriate. Questo era il senso della tammurriata. Poi c'era un altro senso di tammurriata, che sarebbe quello là nella masseria, che quando si scendeva aperta che per il rispetto della donna scelta. Non è come oggi, che tu trovi la ragazza, ciao, ce ne andiamo, veniamo, torniamo. No, tra masseria e masseria c'era una rivalità. Tu tieni i soldi e in un ne tenga, come da piglia quello, senza niente, e che là come da piglia, non una vigenia faticata. Invece, allora le donne dell'amore, perché le donne? Perché ogni uomo ne noi si crediamo che comandiamo, ma non abbiamo mai comandato niente. Le donne organizzavano proprio per far conoscere le ragazze nelle masserie e il senso di ballare per invitare la ragazza a distanza. Quel segno significava tu vuoi ballare con me stasera? Che se voleva ballare pure, se aveva in mano, schioccava in mano ed era un senso di avvicinamento. Quando incominciavano a suonare e ballare, lui si abbassava, lei lo girava intorno, lui si alzava, gli allungava la gamba e a una cosa nasceva una cosa e poi nasceva pure un'altra cosa. Questo era il senso della tammurriata. Poi c'erano le feste di paese. Come vedete, la festa di paese era come noi facevamo Sant'Antonio, tanti amici lo erano a Brera, lo erano a registrare. O Sant'Antonio era che tanti cittadini, tanti contadini, ognuno portava una cosa attorno al cuore. Si metteva, bello, sistemato, mangiavano, bevevano, passavano e ridevano. Vini in quantità, perché la gente chi ce la faceva se ne la roba se ne chi non ce la faceva non se ne. Ed era la festa di all'epoca. Oggi secondo me non è più questo, noi siamo rimasti ancora un po' tradizionali. Vede le tammorre che facciamo noi, vede per esempio il castagnetto maschio e la femmina, perché la castagnetta maschio e la castagnetta femmina? La castagnetta femmina ha un senso di suono, la castagnetta maschio ha un altro senso di suono, però si mette tutti e due dal recreio e si è tutti e due che cantano, parlano, il contatto di parlare, perché suono, canta, balla e suono di castagnetta ne assieme, perché se non camminano assieme facciamo solo la movida, non esce. È un buon cantatore di d'amore, non ha da tenere la voce. Ha da saper rappresentare, insomma. Se queste cose vanno bene. Beh, nonno mi ha trasmesso l'arte di ballare, la tammorriata ovviamente,
mi ha insegnato a suonare la tammorra e tutti gli altri strumenti ovviamente che si utilizzano per suonare la tammurriata, e ovviamente mi ha insegnato quelle che erano le tradizioni di una volta che venivano fatte a Somma Vesuviana, che è il nostro paese di origine, dove è nato il gruppo folk Le Donne della Tammorra, e mi ha anche insegnato ovviamente proprio il saper vivere, il saper stare in mezzo alla gente e divertirsi, il vero e proprio divertimento, che secondo me non è quello che oggi pensano i giovani, andare in discoteca, bere e impasticcarsi. Non è questo, nonno mi ha trasmesso molti valori importantissimi e lo ringrazio per questo. Io per esempio, vedi, ho questa scuola di ballo e tammurriata, cominciamo a parlare non ballo, perché tutti sono balli, ma la tammurriata è tutto gratis. Poi si imparano a fare bodibò, tammorra, castagnette, scelavaias, si imparano tutti a fare gli strumenti, perché se lo fai tu bene più assai. È tutto senza scopo di lucro. Poi, allora quello che gli insegna, dice voi dovete essere umili di fronte agli altri. Prima che uno dice un buongiorno, hai dici tu a loro. Rispettare le persone anziane, che resta l'unica via ancora che si può andare avanti. Poi, quando non funziona qualcosa nel canto, nel suono, ti piglia ammazzato. Perché a tammorra, con sincerità, è una cosa che si vuole bene. Se si fa con passione si può sempre fare, ma al momento che non c'hai la passione e lo amare, non lo devi fare, perché significa che si fa per sorte, e questa è una cosa che salta, e non va bene. Io quello che voglio dire ai giovani, proprio principalmente, fate la vita decente, non pensiamo a chi si è fatto i miliardi, si è fatto quello, perché la vera vita è questa, tutti insieme, come stasera. Proprio ci potremmo una presente, una bella pumarò, un bicchiere di vino ci sta, e questa è la tammurriata, l'amicizia, il rapporto. Se no il fascismo non era tanto ignorante che non faceva suonare la tammurra, perché significava stare insieme, unirsi. Dicete no, a tammurra non si suona. Come vedete questo fatto dagli anni 30, poi morì la tammurra. Nel 47-48 risalì un'altra volta a galla la tammurra. Questa è stata la nostra, e questo lo diceva mio padre, mio nonno e tutta la generazione appresso. Diceva ci hanno fatto scurdare suonare la tammurra. Era una cosa importante questa, perciò l'ho voluto precisare per questa situazione. Voglio dire che se noi ci mettiamo insieme, scendiamo in piazza come ho fatto l'anno scorso qua, quando c'era la polizia e tardi venne dai, mi dice la piazza è la nostra, perché è stato fatto pure che i soldi noi, in percentuale sta pure i soldi noi, e quindi la lasciamo quando e come vogliamo, anzi riconquistiamo le piazze, che piazza sia nostra, e come la vita nostra, avremmo crescere e avremmo distruggere, per la cosa nostra. Questo volevo dire, l'ultima cosa. Grazie. Queste qua, vedi, tutte le semenzello, vedi? E semenzello che una volta si mettevano sotto le scarpe ed era all'interno, vedete? Chiudete e tappate. Invece questa qua, guardate, guardate qui, noi la facciamo con i materiali, vedi, le boatte vecchie, le boatte. Questo è stampato. Alla fine chi le viene a morire più che viene chi assai. L'industria. Allora io preferisco fatta da morire, piglia te e te la tiene per tutta la vita.
Porta una che lì là, in malamente. Allora, questa è la femmina, vedi? Che te è una femmina? Una bella schioppa. Ecco, questa è una bella spaccata. E chi stiamo mastri? Che cosa succede tra questi? Senti questo. La senti? E senti questa. Cagna su. E ti metti tutte e due. Vedi? Si completano. Vedi che si completa? E questa è la differenza di voler bene una donna, pure se ci appiccicammo, troppo facciamo pace. Questa è la cosa che... E questa è la vita. È inutile che noi fuimmo a macchine lusso, questi lussi. Cominciamo a tornare, no a morire fame, perché oggi ho visto pure la fame quando ero piccino, mi ha girato a mano fascismo, figurati. Quella era la fame. Invece no, a me teniamo a mente chi siamo a Roma. Se noi teniamo presente queste cose, secondo me incominciamo a rivivere per quegli altri che vengono appresso. Vedi? Hai visto come sono una maniera? Tutti e due sono uguali. Tutti e due sono uguali. Vedi? È una cosa che purtroppo queste cose non è buono capire. Questa è una cosa che, guardate, a me basta che ti impari. Quando ti imparato, fatta t'amore, tieni dei castagnelli, per il buon bene per tutta la vita. Sono 200, tengo una castagnetta a casa, lui l'ha visto, c'ha oltre 150 anni. Proprio identica a questa, solo che questo rigo qua sta qua. Quindi poi quando venite a casa vi faccio vedere tutte queste cose. Grazie. E guarda, mettiamo. E qua non c'è, vedi? Ah, il rigo, ok. Cioè qua manca perché c'è da passare l'aria e il suono cambia. Quando cambia il suono, ci stavano 7 sorelle, 6 erano bianche e una era nera. Questa Madonna nera che era a Maronna Montevergine. In da queste sorelle che è successo? Che le altre sorelle la volevano bene perché era la sorella, era del loro sangue, però non la vedevano in buon occhio perché ognuno sfutteva, diceva vuol dire una sorella nera, vuol dire una sorella nera. E questo un giorno stava a tavola la mamma, il padre e tutte le sorelle ricette, sentite, se mi arriva a sposare e me ne già tanto lontano che ci mette 3 giorni per me venire a trovare. Ma è uscito fuori un giorno che erano 7 sorelle. 7 sorelle con tutte le chiese che tenemmo, non ci sono 7 sorelle, perché c'è una differenza tra un santuario che è nato 300, un santuario che è nato 200, un santuario che è nato 1150, è nato 700, com'è possibile che erano 7 sorelle? Quindi su questo punto c'è da studiare molto ancora su questo problema. Ma la Madonna di Montevergine come la Madonna di Poligrotto sono state le 2 Madonne più amate da tutto il popolo napoletano, provincia di Napoli e di Avellina e di tutte parti. Sono della Campania, diciamo, le Madonne più volute bene, più credenti, come pure la Madonna dell'Arca, però Montevergine è stata la storia della. Come si andava a Montevergine? A Montevergine ogni masseria, ogni rione preparava aiuto di Montevergine. Aiuto di Montevergine non significava altro che apportare i doni alla Madonna. Si andava, chi portava l'unzù, chi portava la coperta, i ricamati, chi portava il caniste, ognuno portava, chi portava le fotografie per un figlio che non tornava da guerra o perché era malato, come si andava a portare questi voti alla Madonna per avere la grazia o che tornava da guerra o che stava buono figlio. Quando poi è successo che dopo anni
si è trasformato in festa, ma non era una festa. La percorrenza che partiva da Napoli, quando andava, era un sacrificio di tempo anche economico, dove la gente pezzente, morta di fame, in coppa una carretta, a casa preparava la pastiera, perché danno i soldi non ci stavano, preparava la pastiera, o casatiello, o piezzi di lardo, o piezzi di formaggi, preparavano questa roba, chi teneva il cavallo con la carretta, che diceva facciamo un carrottone, e chiama a Montevergine, caricavano questa roba in coppa alla carretta, e chi aveva a bere, qualche vecchietto aveva un coppo alla carretta. Ma quella che era la percorrenza da Napoli faceva la vecchia strada provinciale, che partiva da Ponticello, si incominciavano a cucciare tante persone, poi facevano a Volla, a Bascia a Volla tagliavano per dire arrivavano a San Anastasia, sempre sull'ex provinciale che non c'è più, ci sono alcuni pezzoni, ma non è che non c'è. Poi girava per Somma, a Somma qua si accucciavano per esempio noi 50 persone, poi si arrivava a Saviano, Nola e si arrivava a Mugnano del Cardinale. A Mugnano del Cardinale oggi si va per dentro, però era una tappa obbligata per Mugnano del Cardinale. Tutti i pellegrinaggi, escluso nessuno, pure i principi, i conti, i baroni che ponevano che carrozza a Napoli, era obbligata quella tappa. Oggi è scomparso Mugnano del Cardinale, la festa la chiesa di Santa Filomena. È scomparso perché la gente va a Montevergine non perché va paura, non perché va per chiedere o da Maronna e dice fammi tornare a mio figlio, tenga a mio figlio, pure oggi che si potrebbe fare questo. Maronna mia, fa sta buona a mio figlio che si è drogato, fa sta buona a figlio ma che sta malato. Fa sta buona, cioè era un tono, era un sacrificio. Invece oggi quello che a me sta male è che questa gente va a Montevergine per divertirsi solo, a chiesa non ci sta più. Noi non teniamo la corrente, la luce non teniamo noi prima, teniamo l'uomo coccista, poi prendevo il coccista e picciamo la cannella con lui. Figuratevi che le lucine tenevano coperte tutte che a Francia vicino. Faceva vicino alla coperta, faceva la lucina, metteva in da cannella e pizzava la cannella quando prendevo il cisto. Poi almeno con non teneva nerato, non teneva niente, perché la corrente non teneva. E ci arrivavo con io. Poi mettevo solo a seccante, mettevo il sale, poi mettevo dell'acqua, lo tiravo. Passa delle che c'erano a ferine, facevo il tempo. Era almeno con io facevo quelle balletelle, che si è. Questi erano divertimenti, tutti i vicini. Gli hanno con me, mo c'è tutto cose e trova il coccoruzzocolo che si lagna in gola. E ne manca niente. Figuratevi che manco un bagno tenendo. Tenevamo sempre che fascina fuori. Che nessuno teneva tanto. A notte deve solo stare vicino fuori. Ma prima e il secondo bagno e si lagnano. E questo è quello che giù, la levatrice, che fuoco pieno in capo e via l'acqua, che non manca l'acqua teneva, prendeva in da piscina, teneva l'acqua in da piscina, che teneva a fondone, chi dà a fondone? Devo mettere il cupiello in capo e chi va a pigliare l'acqua in due puzzi. Io portava a casa, il cupiello d'acqua, io aveva i panni, io cucinava, quante cose io facevo con quel cupiello d'acqua. E ci arriva, mo tengono fondone, acqua, primo bagno, secondo bagno, tutte cose e se lagnano pure, che non possono arrivare. Quindi una volta era meglio prima o poi? Mo è meglio, mo è tutta la comunità, non ci manca niente. Però o marito hanno voglia di faticare e poi portare una pala in moglie che non ne arrivano mai, non bastano mai. Avete capito? Non ne bastano mai, quelli che porta poco. Stanno troppo vizi. Mamma, quando io mi ho fatto scurare, passando a casa. È buono, questa è un'altra cosa che innamorata, questa è un'altra cosa. Che anni erano alberi che non ne no. Vanno a fare fuori punta croce, figlioli. Sì. Tempo antico. Prima. Sai che facevano?
a sera. Prima scuravamo stando a casa. Poi i genitori nostri ci pareva che una compagna non c'era tanto buona perché prima c'erano state sempre malamente. Prima scuravamo stando a casa. Ma il padre si cocca e il figlio vanno fuori. E a scialò. Vedi, divertite. No, sono una macchina. Sono una macchina che li scende. No, ma ci stanno i telefonini. Ma ci stanno i telefonini, e via, Tu si vuoi fare, dicevano prima, si vuoi fare con il marito, non devi fare la macchina o il telefonino. Si vuoi fare, con il telefonino telefono compare e con la macchina si fa là. Signore, io tengo a riesciare per un comparo te. No, pure io Io tengo un bel marito. Che bordello, marito è una Ma è cosa. tutta sfortuna. Che bordello, la marito è una cosa. Ah, facciamo l'uno. O punta croce, che hanno detto no, le tele, le lenzuola di tela, ma fa punta croce. Ma amore, guarda, se una figliola sta a casa non si marito. Quando era giovane, pure io non facevo i bordellini per tutte parti. Però, che io tenevo 8 frati. 8 frati. E solo ti mettevano poco che io mi guardavo con qualche vaglione. Erano palate morte. Aveva fila buona. Fascevo. E c'è mi sta corto. Una sera per un vaglione mi dice buongiorno, frate Marete, perché ti salutare? Mi dice ma no, ma i padri e mamma si coccano e i figli a felleggiare, a discoteca. Ma si è cagnato tutto. Se una figliola che si sta a casa, non si marita. Si esce trovo solo, esce. E quando ci ne fa più buona volta. E figliole oggi. Quando ero figliolo, noi tenevamo la proprietà assai. Il terra e il legno, venegnava, facevamo tutto. Poi padre mi teneva uno stallone rosso, teneva la rete nei cavalli. Che aveva scico il cavallo la sera, in banco non ci stavano, i camion non ci stavano. Avevano che i cavalli tenevano in testa all'anno del modello. Prima facevano per no, lì aveva votato pure lui. E poi ti senti una cosa, tenevano l'opera in terra, a taffevini in coppa non sale, carietta la coppa sale. Ma a casa mia era una legge, facevano i guardiani della caserma, della terra. Allora carietta la coppa sale, che mi portava all'ospedale. E mi andavo in giorno all'infortunio. E giudizia così, non ci stanno né campane, non ci stanno né puttane. Munni era e munni hanno, tanto facevano che hanno scusa e ora fanno in brubbaca, avete capito? Non è cambiato niente allora, signore. È cagnato che ora fanno in brubbaca e tanto facevano hanno scusa. Però munni era e munni hanno. Mica prima 11 anni tenevano innamorati. Prima scuola stanno a casa. Come ti divertivi? Allora non stai su divertimento, che ti divertivi con me mo? Come ti divertivi? Che lì, che si era? Ma il divertimento non era almeno con gli uomini tutto quanto. Che si era? No, che lì era il grammofono con Manuello, a corrente nata nemmeno, come chiama? Girava il grammofono, Manuello, girava Manuello. Non stiamo con lui, ma come da croce, che ha detto oggi, che si è no, lui non avevo ci stiamo picciando che è nero. E li ricordato o no? Picciamo che è nero, non teniamo, prendevo lui. Che feci? Chi tutti? Come feci? E facevamo i giornini, che ha detto guarda. O cisto chiamavano, o ma faccio come si chiama. E mamma mia, mamma mia, era mamma mia. E io sapevo solo da muro e che andavo. E per nessuno è botte, aveva bottigliare di vino, non è mio. Aveva bottigliare per fare la conna, lo figlio, per fare le belle telle, da casa e uno vicino e uno. E io a casa c'era stato marito, mi che c'è visto da persone con. Per me divertire a dormire in casa. Perciò.
Ma che poca, restiamo a cancello aperto perché sto chiuso la città. Restiamo a cancello aperto che c'è la marito mi sa che hai voto. Tu stai in questa casa? Tu quello buono. A quello mi è venuto a divertire. Va buono te. Qui questo vicino marito buono. Ma che sa che io mi piace il ma però e facevo così quando in mezz'ora era io come saporita sta mogliera. Come che si Qual è? Come saporita della mogliera a prima notte che mangia coccai a esse veno fritto a me offreva a seconda notte che mangia coccai e se passo fritto e a me offreva o si vuoi che domenica ma domenica o catenacciore quando corre a care e o catenaccio mi arreda porta o si te lo metto in uorma sicuro ma si te lo metto in uorma sicuro e si te lo metto notte ma si te lo metto no e si te lo metto no di care malata che lo fa non te posso riparare si nasce le baccalà che c'è Riccardo Gianluca là non c'è zitti che se no chi si chiama in galè Di là. e poi ne di magliela Va? e Sì. là e bustiese e calzettine belle per ma voglio pigliare una celentana signori non me ne curo che non tiene niente e scatene la fresca fontana fresca fontana fa no fa fresca fontana tu e me le afana fresca fontana tu oh me le afana fresca fontana presteme sto cior Bietta giavetta chi è vena lavana si giovane so chi lo traditor dove l'acqua no fai lavana mo si giovane chi lo caramor chiarisci l'acqua lo fai lavana che lo fa non te posso riparare si nasce lì baccano Bravo, bravo. Come raccontavano? E favole? Qual erano? Chissà? Boh. Vabbè, che si raccontavano allora? Che si raccontavano i nipoti? E anche a me che si cosa tentano, sono tutti giovani, Vabbè, ma quando però ballate e quando cantate,
praticamente faccio dei conti. Ma mica i conti. Quando ballano le cose, quando cantano le cose. Però cantate pure, che cosa cantate, signore? Buongiorno. Nuonna Manieva, wattu, nuonna Manieva, wattu, ainda nu vigariello, ainda nu vigariello, stretta lunga. Faccia signorella al palazzo, sa faccia signorella al palazzo. E chi ha fatto meglio sei, chi ha fatto meglio sei. Chi ha fatto meglio sei, gli si ingoppa. Se gli ingoppa la porta pannato, se gli ingoppa la porta pannato. Io arredo per sapponto, io arredo per sapponto, io arredo per sapponto, una pagliuca. Tempo in giù, se gli ha topato, e tempo in giù, se gli ha topato. E stu faccia di gialluto, e stu faccia di gialluto, stu faccia di gialluto che faccia loca. E sorda da una vaiassa, 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 e tu cornuta. È buono che stai finendo. Esatto. I don't aiuta America, aiuta l'Ungheria, aiuta in Egitto, aiuta a Bologna, aiuta a Sanremo, con tutti i prischi fine di niente. Guenza Gragnaniel, ma facete modisco con Guenza Gragnaniel. L'anno passato. Ho fatto che ti ricetto, ho fatto lo Vesuvio, che l'anno passato hanno fatto il disco. Ho fatto lo Vesuvio, Guenza Gragnaniel. Che avete cantato lì? Dite, che avete fatto? Ci sono andata a Temor però. In America? Quando siete andati in America? Quando com'è stato questo viaggio in America? E mi suonò. Che cosa vi ricordate? È New York. Io a New York suonò. Che parte di New York? Proprio in mezzo nella piazza. Potevano pizzo, non si poteva viste, non ti trovato la sera per l'andare. Si vedeva perché avevi chiuso tutti che stiamo tutti drogati, è come che stanno in America e stanno drogati pure qua. Una volta quando stanno in Italia. E in Egitto invece? In Egitto, io là. E loro stiamo tutti con i panni in capo, in faccia, sulla faccia. Ma ne portammo uno, si può mettere in icona, si può conto che lo fa, si mette in icona, arriviamo là. A notte ricetta ho sapete che volete fare. Questo non capiamo, con camminci da una cosa, chi è capo e chi è più. Con camminci qua, senza che chi si cocca in una stanza e chi si cocca in un'altra. Pigliavi, viene qualcuno di questa notte, chi è capito. E ci coccammo, quando è stata in mezzo a notte, tu e bocca a porta. Mi volevano essere pure a porta. Quando è stata a mattina, ci mettete una sentinella e bocca a porta. E così siamo grazie a Dio, se non ci veniamo stessa ogni notte. Avete capito che facciate in Egitto? Facciate un bello servizio. Poi è a Polonia, pure là è messo un anno stesso. E là quando imburnavano tutti i soldati, ne mandavano le borse, le scarpe, e poi imburnavano i soldati dentro il forno. Tutti i soldati stavano a Nuri che imburnavano dentro il forno e tutta la gente stava volata là. Là me ne venite morto perché verranno tutti gli spettacoli, erano le cose che... Avete visto i campi di concentramento? Ma erano cose che facevano troppa impressione là. E dove avete suonato e cantato lì in Polonia? In Coppo Park, lei mi ha veniva che ci accompagnavano fino a Coppo Park e dovrei fare una cosa. E ma Svezia pure, suonò. Fate che avete girato il mondo. Fate che grazie. No. Poi però o meglio è quelli che te ne viene bene. Perché dice la verità, è che o meglio è quelli che te ne viene bene. Perché se no, che ci vai a conto per te, e ci faticato, e che ti fatico pure qua. E fatica tanto tempo là, fatico pure qua. No, vero no? Stiamo dicendo indovinelle qui, stiamo dicendo indovinelle qui. Che pensavano tutte robe sporche, pensavano le parole malamente.
È diritti a mamma e pili pilos, tiene carne, pile e ossa, a figli e pili pilos non tiene né carne, né pile né ossa. È diritti, e che dico che si pensavano che ieri, è diritti non tiene niente in male, a pecora, tiene carne, pile e ossa, a figlio o latte, non tiene né carne, né pile né ossa. Tutto in secca, io in secca, tutto stai a ito mecca, chi gli hanno, stanno pensando a cose che ieri cosa male, è detto ricchini. E non ricchini. Poi ci dico, non bene montagnali, ci stanno vicchieri, che a mocca mormolè e me che costano di culè. Eppure mi hanno risposto le parole del sport. E non ci azzeccava proprio. Era la corona, chi le diceva usare la corona con due che li ho. E non è cosa... Vengono tanto lontano, tanto che non ho dato il maggio. Quando lei mi amorosa, non c'è un pizzo da pilosa. E quelli che teniamo sotto. Scevi, che pilo, perde. Va bene a montagnali, ci stanno un guaglioncello. Secondo caso un gelo, gli sono battegliello. Chi è? O a castagna, sarà poco carta, gli sono. No, tengo una cosa, torna a liscio, tengo in mano quando pisce, a bottiglia con vino, un biccioncello, che metto vino, lo piglio in mano e quelli pure se ne fa la risa. Chi sanno e chi rotto tutta la terra sotto, pure hanno pensato male a me. Che li ha piegato, gli avrà un a gli aveva baciato.